Il bianco quindi gioca torre 4, ma ora segue cavallo di 4. Questo cavallo è fortissimo, questo cavallo è un mostro. E tra l'altro la donna bianca deve mantenere la casella in D1, perché se andasse tipo in G3 o in H3, donna di 1, quasi matto dal corridoio, no? Torre 1, donna per 1 vincendo. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Buongiorno a tutti, vediamo oggi una partita di Gukesh contro Firugia, due giovani promesse. Gukesh ha appena ottenuto una prestazione pazzesca alle Olimpiadi, mi sembra anche una medaglia, ha sconfitto tutti, mentre Firugia è appunto l'unico avversario con cui Carsian avrebbe voluto disputarsi il campionato del mondo. Sappiamo molto bene che un pedone è un pedone, lo sa anche Firugia, ma a volte quando si vuole vincere con il nero bisogna rischiare e quindi vediamo l'interessantissimo, l'ambizioso gambetto Benko, giocato da Firugia, re del Benko appunto. Allora, qua Gukesh gioca di 4, qua siamo in un torneo rapid e Gukesh gioca solido. Per vincere contro di 4 è molto difficile, bisogna appunto squilibrare, quindi cavallo F6 che gioca le difese indiane, il bianco gioca C4, ecco qua, dopo C4 il nero gioca C5, cioè il nero invita il bianco a spingere il pedone ancora più avanti in D5 e poi lo salta con B5 dando un pedone. Qual è lo scopo del gambetto Benko? Lo scopo del gambetto Benko è appunto che già il bianco dovrà, diciamo, decentralizzare il suo pedone. Dopo C per B5, perché appunto il bianco crede nel materiale, il nero continua a giocare a 6. Per esempio, dopo B per A6, ok, in questo caso non ora, ma in un futuro, i quali Firugia ha giocato G6, ma il pedone in A6 diciamo che cadrà, e quando il nero lo cattura, diciamo che poi il nero avrà le colonne A e B aperte nell'ala di donna. Il setup del nero sarà giocare con G6, alfiere G7, D6, arrocco, cavallo D7, donna B6, torre FV8 con fortissima pressione sulle colonne A e B. Le colonne A e B. Questa è un po' l'idea del bianco, del nero in questa apertura. Perugia comunque gioca G6 perché il pedone in A6 tanto cade. Bianco gioca cavallo C3, alfiere G7 e 4. A questo punto il nero arrocca. Ecco, a questo punto il nero non ha paura di E5, no? Perché anche se il bianco ha tanto spazio, diciamo che rimane un pochino indietro di sviluppo nel bianco, quindi è anche difficile, no, consolidare il suo centro. Il nero si accinge appunto a colpire il centro del bianco aprendo la grande diagonale dell'alfiere, il pedone in A6 comunque cade, no? Quindi lo svantaggio materiale del nero è solo di un pedone, c'è una certa iniziativa appunto anche per il re bianco al centro ancora per numerose mosse. Il bianco allora gioca cavallo F3, il nero continua con donna A5. Ecco, qua il bianco commette un errore. Ecco, normalmente il nero gioca, cioè, D6, no? E qua in realtà non so bene perché, ma il bianco, piuttosto che farsi recuperare il pedone con l'alfiere, il bianco preferisce giocare, spingere in A7, no? E investire un tempo per forzare torre per A7. Non so bene perché, forse perché a volte, non so, il bianco continuerà a svilupparsi, quando il nero mette la donna in A5 con una casa attiva, il bianco giocherà alfiere di 2 e ci saranno delle potenziali scoperte, no? Contro la torre in A7, no? Questa è l'idea appunto di attrarre la torre in A7. Un'idea un po' sofisticata che faccio fatica a capire, perché comunque dopo di 6 il bianco potrebbe anche continuare lo sviluppo normalmente, visto che il nero prende comunque in A6, no? Per me è molto sofisticato, no? Capire che con la torre in A7 il bianco sta meglio, effettivamente è quasi uguale. Comunque dopo donna 5 il bianco mette in atto questa finezza A7 che ora non va bene, il bianco vuole attrarre la torre in A7, perché? Perché così poi il bianco giocherà alfiere di 2 e minaccerà le scoperte, quindi il nero dovrà perdere un tempo per evitare tale minaccia, ma purtroppo A7 non è buono, il bianco avrebbe dovuto giocare alfiere di 2 subito. È vero che Firugia avrebbe giocato il fiere per A6, è vero che c'è un attacco alla GX, ma il cavallo non ha buone scoperte da dare, no? Il cavallo che si sposta in B5 ma non sta attaccando la torre, no? Il nero si sposta
e il cavallo è sotto attacco, quindi il bianco dovrà perdere un altro tempo, no? Il cavallo è sotto attacco, il pedone in E4 è sotto attacco, c'è un attacco raggi X contro il pedone in B2, quindi strategia del bianco non funziona. Probabilmente il bianco avrebbe dovuto semplicemente giocare alfiere di 2 su alfiere per A6, il bianco avrebbe dovuto cercare di arroccare rapidamente, anche se il controgioco del nero si vede, per esempio, non so, donna B4, no? Con attacco doppio contro B2 contro E4, avrebbe sicuramente garantito un buon gioco al nero. Ebbene, quel bianco non vuole nulla di tutto ciò, il bianco vuole tutto, gioca A6. L'idea è che su torre per A6 si giocherà alfiere di 2 minacciando una scoperta, no? Il nero non potrebbe ora giocare alfiere A6, ecco qua sì che si nota l'attrazione, no? Della torre in A7, il bianco vince. Ebbene, peccato che il bianco è già indietro di sviluppo, il re N1 qui mancano dei tempi, giocare a 7, scherzare con il fuoco e scherzare con Firugia non va bene e ora il bambino prodigio diciamo che creerà fiamme e fuoco appunto sulla scacchiera. Cavallo per E4, 2 punti esclamativi, c'è tantissimo vantaggio di sviluppo qua. Il nero gioca cavallo per E4 perché si dà il cavallo in B8, ma si genera una pressione fortissima contro il cavallo in C3, con attacco anche sul re e a volte possibili attacchi doppi contro la torre in A1. 3 pezzi del nero stanno convergendo sul cavallo in C3 che tra l'altro è inchiodato. Il bianco ovviamente ora cattura in B8, intermedia, il nero cattura in B8 mantenendo lo status quo. Ora il bianco un pezzo in più, ma la pressione contro C3 è devastante. Se anche il bianco provasse a rafforzare questa posizione, il nero cattura in D2, indebolendo le case nere del bianco, e ora per esempio dopo donna per D2, che cerca di difendere C3, B2, ora c'è un sacrificio decisivo che è torre per B2, 2 punti esclamativi, attaccando la donna, attaccando il cavallo, e tutta la posizione del bianco crolla. Alfiere per C3 con attacco doppio, il bianco perderà la donna e poi anche la torre, e il nero vince. Davvero devastante. Quindi davvero l'attacco è potentissimo. Il bianco alfiere di 2 non funziona, il bianco sceglie alfiere di 3 ed ecco che cavallo per C3. Ora per ora il materiale è pari e se il bianco prende in C3 allora si dovrà, diciamo, dovrà vedersela con perdite di materiali ingenti. Ora minimo il nero guadagna la qualità e vari pedoni con vantaggio decisivo. Anche prendere l'alfiere, no? Non avere la coppia degli alfieri, l'attacco, non sarebbe stato affatto male. Ma meglio incassare il materiale e vincere il finale senza rischi, senza dover calcolare. Ora il bianco gioca donna di 2, il bianco ha ancora delle speranze che il cavallo rimanga inchiodato perché dietro c'è la donna. Peccato che il nero semplicemente gioca torre a 8. A questo punto la donna è difesa, la semplice mossa silenziosa di Firugia, e il cavallo è ancora tabù perché dopo il per C3, alfiere per C3, il bianco affronta perdite di materiali insostenibili. Il bianco arrocca, ma ora cavallo per D5. Ecco, a questo punto il bianco ha 5 pedoni, il nero ha 1, 2, 3, 4, 5, ha 6 pedoni, e quindi il nero ha anche pressione sulle colonne A e B, il fortissimo alfiere, quindi normalmente per raggiungere una posizione di questo tipo il nero ha un pedone in meno e qui il nero ha un pedone in più per stare meglio. E questo è già un disastro per il bianco. Se il bianco avesse cambiato le donne, ecco, ora il nero avrebbe creato una pressione fortissima, no? Su questi pedoni, avrebbe poi continuato con D6, alfiere D7, torre B8, con enorme vantaggio. Il bianco ha provato a mantenere le donne, ma ormai è andata. E6, non bisogna avere paura di usare il centro pedonale, alfiere B7, ora questi alfieri in fianchetto sono fortissimi, donna G3, donna 4, migliorando la donna e minacciando la torre in D1. Se ora il bianco vuole sviluppare l'alfiere per collegare le torri, cadrebbe come minimo il pedone in B2 e poi anche quello in A2 tra l'altro. Il nero avrebbe un pedone passato, quindi la posizione bianca sta crollando. Il bianco gioca torre 1, cavallo B4, continuando con l'iniziativa, si apre l'alfiere, questo cavallo attacca D3, a volte vuole entrare in C2 e per di più c'è anche una certa pressione su A2.
Il bianco gioca alfiere B1 e a questo punto alfiere per F3. Fortissima, perché si semplificano i pezzi attivi del bianco. Ora il bianco ovviamente non vuole danneggiare la sua struttura pedonale, gioca donna per F3, cavallo C2, mossa molto forte, perché è un doppio alle torri che obbliga il bianco a giocare alfiere per C2, alfiere per C2 sarebbe stato meglio, il bianco gioca torre 4 ma non funziona, alfiere per C2 era la mossa più posizionale. Notare che D3 sarebbe stato un tentativo, no, di attaccare il difensore del cavallo, ma il cavallo per un'intermedia attaccando la donna. Quindi qua il bianco gioca torre 4, ma interessante su alfiere per C2, donna per C2. Guardiamo questa posizione è completamente vinta per il nero, perché c'è un pedone in più, i pedoni avanzeranno come un rullo compressore. Se il bianco vuole sviluppare l'alfiere perderà altro materiale, anche la pressione su B2 a 2 perdura, non si possono nemmeno cambiare le donne, perché per esempio il pedone è inchiodato, cioè davvero è completamente persa la posizione bianca di fronte all'imminente avanzata dei pedoni D e C del nero. Il bianco quindi gioca torre 4, ma ora segue cavallo D4. Questo cavallo è fortissimo, questo cavallo è un mostro. E tra l'altro la donna bianca deve mantenere la casella in D1, perché se andasse tipo in G3 o in H3, donna D1 quasi matto dal corridoio, no? Torre 1, donna per 1 vincendo. Bianco gioca donna D3, donna G4 mantiene la difesa di D1 ma si imbatte per esempio in F5 con forchette vantaggio di materiale decisivo, donna D3, e il nero avanza il suo rullo compressore di pedoni. Il bianco ha la coppia degli alfieri, sì, ma quindi gli alfieri non possono fare nulla di fronte a queste avanzate pedonali. C4, i pedoni oltre ad avvicinarsi alla promozione tolgono case alla donna, quindi si può dire che anche se Firugia ha giocato il gambetto vengo, alla fine ha creduto nel materiale, perché è tutto il materiale che lo fa vincere. Ora, donna F1, perché donna altrove c'è matto, donna passiva, cavallo C2, semplificazione, dopo il nero abbandona, perché questa posizione è senza speranza, pedoni in più, cadrà presto B2, anche se cade l'alfiere, una volta che cade B2 i pedoni C e D avanzano, quindi il bianco abbandona di fronte all'ineluttabilità della sconfitta in interessante. Il nero ha giocato il gambetto venco e ha vinto per il materiale. Un bellissimo esempio. Alla fine il materiale vince sempre e complimenti a Firugia, il re del gambetto venco.